a Padova e minaccia il suicidio, ore di tensione, il negoziatore della polizia sul posto. Nel 2012 il protagonista del gesto aveva ucciso la moglie Noale, tra le persone accorse il suo avvocato trevigiano. Omicidio di Castelfranco, dimesso dall'ospedale il giovane di Zero Branco che ha rischiato la vita per i pendenti subiti. Voglio andare ai funerali di Lorenzo, ha detto al suo legale che ha intenzione di aiutarlo a ricordare i momenti della tragedia. Nel febbraio del 2024 accoltellò alla schiena un giovane in pieno centro a Mogliano, scappò e fu arrestato a Bolzano. Oggi la sentenza, 21enne condannato a 4 anni e 9 mesi per tentato omicidio. Furti ma anche spaccio di droga, esasperazione tra i residenti di via Sant'Antonino che lanciano un appello diretto al sindaco. Conte rassicura faremo presto. Indagini in corso per ricostruire l'aggressione di una troupe di Striscia la Notizia che stava raccontando un'occupazione abusiva a Macerata. Gli autori sono dei finti soggetti a sfratto. Giro del mondo in camper, la storia di Camilla e Francesco che in Nuova Zelanda avevano conosciuto Alex Marangon morto nel giallo di Vidore, il loro ricordo una persona come poche. I 90 anni di Luciano Benetton, simbolo dell'imprenditoria trevigiana, storia straordinaria, fatta anche di cadute, tutt'altro che retorici. Gli auguri del sindaco di Ponzano, è un pezzo della nostra storia. Maria Apra, Villa Minelli. Alla residenza Zalivani la vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef Anna Zanghe, per lei un pomeriggio di sfide e giochi con le anziane. Fino a venerdì la piana del Consiglio Off Limits per le riprese del nuovo film di Ridley Scott. Tra le aspettative e disagi, viaggio nell'area blindata. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli. Ed ora l'avete sentito, la cronaca, sempre in primo piano un 67enne salito su una gru di un cantiere a Padova e ha minacciato e sta minacciando il suicidio. Ore davvero di tensione, ma ce ne parla la nostra Valentina Visentin che vedo già nello schermo. Valentin, buonasera. Sì, buonasera. Ormai da un'ora che i due negoziatori della questura di Padova sono saliti sulla gru dove dall'1:30 di oggi è salito il 67enne Pashkio Gelai, 67enne albanese appunto che si è barricato sopra la gru chiamando poi la questura e minacciando il suicidio. Il negoziatore un'ora fa è riuscito a salire, tra le altre cose portando anche il nostro microfono, perché tra le richieste fatte dall'uomo è quella di poter parlare e spiegare le ragioni di quanto sta facendo. È stato un pomeriggio ad alta tensione perché più volte l'uomo si è mosso pericolosamente camminando sul bordo della gru. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno attrezzato con i materassi e salvagenti per cercare in qualche modo di poter evitare ogni possibilità. Le lunghe trattative poi con il negoziatore della questura che ha contattato più volte al telefono l'uomo invitandolo a scendere, ma non c'è stato nulla da fare. Si è alzato anche in questi minuti nuovamente il drone della polizia per verificare tutte le operazioni. Pashk Gelai, il 67enne che è salito sulla gru, ha un precedente nel 2012, è stato condannato per aver ucciso la moglie a coltellate e finita a sassate in strada a Noale. Per questo ha scontato anche 14 anni di prigione e poco nella fine del 2024 era uscito e in questo periodo stava scontando una misura di sicurezza in una struttura qui a Padova. Oggi è uscito dalla struttura, si è recato in questo quartiere vicino a Prato della Valle, quindi in pieno centro storico, ed è salito sulla gru ed è ancora lì nonostante i numerosi appunto tentativi della polizia di convincerlo e di farlo desistere. Ma ripercorriamo la giornata nel nostro servizio. Ha approfittato del cantiere vuoto per la pausa pranzo, è entrato ed è salito diretto sopra la gru. Da qui ha chiamato il numero di emergenza della questura, ha detto di volersi suicidare seduto con le gambe a penzoloni a 20 metri d'altezza, con una corda bianca legata al collo e fissata ad una trave. Ore lunghissime nel cantiere all'angolo tra via Cavazzana e via San Micheli, dietro la Basilica di Santa Giustina, a pochi passi dal centro di Padova. Sul posto sono immediatamente arrivate le volanti della polizia, le UOPI, le unità di pronto intervento e il negoziatore. È proprio con lui che l'uomo è rimasto a lungo al telefono, voleva e chiedeva di essere ascoltato. Si tratta di Pashkio Gelai, un 67enne albanese condannato a 14 anni di carcere nel 2012 per aver ucciso la moglie Anè a coltellate e sassate. Il delitto era avvenuto a Noale. L'uomo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, tanti curiosi che si sono fermati a guardare, compresi gli automobilisti che hanno rallentato il traffico su via Cavazzana.
numerosi i tentativi di farlo desistere. E sul posto c'è anche il questore di Padova Marco Dorisio ed è arrivato anche pochi minuti fa l'avvocato Aldo Pardo di Castelfranco Veneto, che nel 2012 aveva difeso Pashke Gelai dall'accusa di omicidio. Avvocato, era stato condannato a 14 anni, avevate anche la semi-infermità mentale, quindi di che persona stiamo parlando? Stiamo parlando di problemi che a quei tempi era stato riscontrato uno stato psicotico, insomma, perché la sua depressione si era tramutata proprio in una malattia mentale, no, anzi in una malattia, preciso, in una infermità mentale, che l'infermità è diversa dalla malattia. Quindi in quel momento lui non aveva la piena consapevolezza di quello che stava facendo. Il motivo scatenante è la gelosia, ma quello è la motivazione, non la natura del gesto, perché bisogna andare a vedere com'è questa motivazione. Insomma, a quei tempi abbiamo fatto una battaglia con il consulente del giudice. È arrivato qui adesso, si è messo anche a disposizione per poter... Ho dato la mia disponibilità al questore, alla dottoressa che dirige le indagini, no, non mi hanno chiamato, quindi aspetto. Può darsi che in questo momento vedo che ci sono un poliziotto che è vicino a Gelai, quindi hanno un contatto vis a vis, diciamo, sperando che adesso ottengano qualcosa, il loro lavoro di mediatori. Grazie mille avvocato, avete sentito, insomma, le trattative intanto proseguono, non ci sono stati ulteriori movimenti mentre che vi stavamo parlando, il dialogo con i due mediatori continua, noi restituiamo la linea, poi se ci sono aggiornamenti ovviamente vi richiediamo la linea e ve li daremo in diretta. Grazie Valentino, ovviamente potrai chiederci la linea in qualsiasi momento, noi siamo qui, intanto andiamo avanti e parliamo dell'omicidio di Castelfranco. Alessandro Bortolami, il giovane di Zerobranco, ferito gravemente, è uscito dall'ospedale e vuole andare al funerale dell'amico Lorenzo Cristea. Alessandro Bortolami, il giovane di Zerobranco che è rimasto fra la vita e la morte alcuni giorni, è stato dimesso dall'ospedale di Castelfranco. Ha chiesto di poter partecipare ai funerali dell'amico Lorenzo Cristea che si terranno con tutta probabilità giovedì alle 15 a Loreggia. Il giovane, interrogato dal pubblico ministero, ha detto di non ricordare nulla dal momento dell'uscita dalla discoteca alla rissa terminata nel sangue. Così il suo difensore, l'avvocato Luca Dorella, per aiutarlo, ha pensato di portarlo, appena sarà meglio fisicamente, nel luogo del delitto per vedere se questo possa fargli tornare la memoria e possa ricordare quello che è accaduto. Il suo aiuto potrebbe far luce su alcuni aspetti della rissa e dell'omicidio. Intanto, a chiarire chi abbia utilizzato il coltello militare insanguinato trovato nel luogo del delitto saranno i risultati degli accertamenti del RIS di Parma. Solo allora si potranno chiarire, almeno in parte, i contorni di questa tragedia. Al momento le versioni sono discordanti. Secondo l'avvocato Fabio Crea, difensore di Badr Rouaji, il 19enne, in carcere insieme al 22enne Taha Bennani, accusati entrambi dell'omicidio di Lorenzo Cristea, non esiste nulla, a parte le dichiarazioni dei giovani del gruppo di cui faceva parte la vittima, che faccia dire che il suo assistito avesse in mano l'arma. Per questo motivo il legale presenterà un'istanza al Tribunale del Riesame di Venezia contro l'ordinanza del GIP Marco Biagetti che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il 19enne. Nel video, nel quale viene ripresa la rissa e il delitto, compare anche Taha Bennani. Gli avvocati che lo difendono, Paola Miotti e Fabio Targa, sottolineano come il loro assistito sia per gran parte del tempo vicino ad un fossato, inginocchiato a terra alla ricerca degli occhiali che avrebbe perso nella colluttazione. Senza quelli, ci spiegano i legali, il 22enne vede davvero poco. Dall'altra parte le versioni concordanti del gruppo numeroso, secondo il quale i due nordafricani sarebbero stati armati e li avrebbero colpiti. E qui un'altra domanda: dove sarebbe finito il secondo coltello utilizzato per ferire le vittime? La seconda lama, ritrovata qualche giorno dopo vicino al fosso, non sarebbe stato utilizzato da nessuno dei ragazzi coinvolti nella rissa. Gli studenti del Riccati Luzzati di Treviso diventano mediatori delle liti tra compagni di scuola, un modo per educare i ragazzi all'ascolto e al dialogo e prevenire atteggiamenti che possono sfociare nel bullismo. Nessuno può capire i giovani e le dinamiche che ne regolano i rapporti quanto i loro coetanei, compresi quei litigi che possono degenerare in scontri più pesanti e gravi.
Spesso si rovinano i rapporti attraverso i litigi e la mediazione è un'opportunità che servono ai ragazzi per risolvere i loro conflitti. All'aula magna dell'Istituto Riccati Luzzatti di Treviso si consegnano gli attestati a 12 ragazzi che hanno seguito le 20 ore di lezione extracurricolari necessarie a diventare mediatori alla pari tra i loro compagni di scuola, che cioè offrono una mediazione per ricomporre le liti. Io credo che il diffondere una cultura del rispetto reciproco aiuti a evitare l'esistenza del bullo e possa aiutare il bullo a uscire fuori da quel ghetto nel quale si inserisce da solo con la sua violenza. In un'epoca in cui si devono fare i conti con quello che appare un crescente fenomeno di bullismo, il punto del progetto, invece di giudicare, è anche e soprattutto questo. È facile, catalogare una cosa come bullismo, perché se una cosa ci fa stare male e sentiamo di non poterla risolvere, potremmo parlare di bullismo in moltissimi casi. Questa opera di mediazione può risolvere anche queste situazioni? Beh, diciamo che se succede tra amici sicuramente sì, forse ritengo che magari tra sconosciuti magari succede che quella persona non conosce chi gli ha fatto il torto, non completamente. È stato difficile trovare dei volontari che si offrissero come mediatori oppure c'è stata partecipazione? Allora, la partecipazione è stata alta, dopodiché quello di mettersi in gioco fino in fondo non è stata una cosa facile, è un percorso, abbiamo capito, chi lo ha fatto è entusiasta e quindi adesso credo che come seconda battuta sarà più facile. È possibile che potranno presentarsi liti difficili da mediare, ma l'esperienza che si matura in un ambito pratico ed estremamente formativo come questo si candida a restare nel patrimonio culturale dei ragazzi, anche da adulti. Questa progettualità l'ho vista partire in tante scuole della città di Treviso negli ultimi anni, sia scuole secondarie di primo grado che scuole secondarie di secondo grado, e devo dire che il fatto che altre scuole sentano l'esigenza di partire con questa progettualità significa che i risultati e i riscontri che si stanno avendo sono positivi. Accusato di tentato omicidio, 21enne condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Il grave episodio era avvenuto a Mogliano Veneto il 14 febbraio 2024. Aveva accoltellato alla schiena un cittadino macedone di 24 anni. È stato condannato in primo grado per tentato omicidio a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Fatior Morina, kosovaro 21enne. Il grave fatto di sangue era avvenuto il 14 febbraio 2024 nel cuore di Mogliano Veneto, in piazzetta Teatro. Il pubblico ministero Davide Romanello aveva chiesto 7 anni e 2 mesi. Il giovane, dopo aver attinto con un fendente la vittima, si era dato alla fuga. Era stato fermato nel maggio dello scorso anno a Bolzano su disposizione della Procura di Treviso. Lui è un operaio che vive in Alto Adige, ma che nell'inverno scorso era a Mogliano per lavorare presso un cantiere. Intorno alle 22 il 21enne incappucciato si era avvicinato alla vittima e lo aveva colpito. Abbandonata l'arma era scappato lasciandola a terra in una pozza di sangue. Grazie alle immagini della videosorveglianza e all'indagine dei carabinieri, l'aggressore era stato identificato. Fra i testimoni un amico della vittima che era con lui durante l'aggressione. Ci eravamo incontrati in un bar gestito da cinesi, ha detto nel corso di una testimonianza. Io avevo bevuto qualche birra e la vittima mi stava parlando della figlia. Ad un certo punto mi sono allontanato un attimo e un uomo incappucciato si è avvicinato. Ho sentito distintamente il rumore del coltello che colpiva il mio amico. Mi sono girato e l'ho visto a terra. Un colpo che poteva essere mortale. Il motivo dell'agguato forse un regolamento di conti. Un episodio che aveva lasciato sotto shock la comunità in una zona solitamente frequentata da molti cittadini. Ed ancora cronaca, furti ma anche spaccio di droga, esasperazione tra i residenti di via Sant'Antonino, zona Chiesa Votiva, che lanciano un appello diretto al sindaco. L'ultimo raid poche notti fa nel mirino delle auto posteggiate smontate pezzo per pezzo. Sempre più di frequente si stanno verificando spiacevoli episodi di microcriminalità. L'ultimo episodio nella notte tra sabato e domenica, con delle auto in sosta vampirizzate, smontate dei componenti principali, come nel caso di questa Audi, ma nel quartiere di Sant'Antonino, zona Chiesa Votiva, non si tratta di un caso isolato. Ho proprio paura perché anche ultimamente una nostra vicina di casa, proprio la casa dopo la mia, rientrando si è trovata
la persona dentro il giardino. A me è successo purtroppo che mi sono trovata che hanno tentato di entrare in casa nel mese di ottobre, perché hanno visto che sono arrivata con la macchina, i fanali eccetera, sono fuggiti, però ho dovuto vari danni, ho dovuto rifare un poco tutto, mettere videocamere, tutte queste storie qua. Furti compiuti e tentati, ma non solo, a preoccupare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in una zona sensibile. Ci troviamo proprio di fronte a una scuola elementare, la scuola Manzoni. Io trovo veramente inammissibile, e l'ho visto coi miei occhi, ma come anche gli altri residenti, vedere situazioni di spaccio nelle stradine qui adiacenti quando i genitori vengono a prendere i propri figli per riportarli a casa. Qui dietro di me c'è un parchetto che dovrebbe essere destinato alle famiglie e ai bambini, ed invece anche questo parchetto è stato utilizzato per spaccio di droga. Claudio Balsimelli è il coordinatore del gruppo di controllo di vicinato istituito a inizio 2024 all'indomani di una serie di furti e vandalismi. Oggi ha circa 100 aderenti che rivolgono un appello diretto al sindaco Mario Conte, che all'epoca si era impegnato per nuove telecamere. Noi ci teniamo che il sindaco Mario Conte rispetti l'impegno e la promessa fatta a noi ancora 1 anno e mezzo fa, e vorremmo capire oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, dove sono queste telecamere che aiuterebbero la gente a sentirsi un pochino più sicura. Ci vogliono più controlli, purtroppo le forze in campo sono quelle, però è inevitabile che il cittadino chiede aiuto e chiede collaborazione al comune. E le telecamere sono state autorizzate e il Comune ha vinto un bando, ma il Ministero non ha ancora sbloccato le risorse. A fare il punto è lo stesso Mario Conte. Intanto la polizia locale con l'ULS 2 chiude un negozio gestito da un cittadino bengalese, era totalmente abusivo. Noi continueremo a sollecitare il Ministero che sblocchi questo finanziamento, perché è un bando vinto in attesa di finanziamento. Nel frattempo però stiamo anche cercando di reperire le somme per eventualmente poter anticipare con risorse del Comune questo intervento finanziario da parte del Ministero. L'obiettivo nostro è installare le telecamere, però non è una promessa non mantenuta. Noi abbiamo presentato il progetto, abbiamo vinto il bando, è stato finanziato, siamo in attesa che vengano erogati i fondi. Se non arriveranno i finanziamenti da Roma, circa 75.000 euro, si procederà con risorse proprie. Mario Conte rassicura così i residenti di via Sant'Antonino, zona Chiesa Votiva, ricordando che sono 40 le telecamere in ballo e autorizzate tra centro e quartieri. Quanto allo spaccio di droga, il tema è un altro ed è più generale, dice sempre Conte. Io sto totalmente dalla parte dei cittadini e continuo a chiedere a gran voce, non soltanto nel ruolo di sindaco di Treviso, ma anche di presidente ANCI, che ci sia una revisione normativa che garantisca la certezza della pena. Chi compie reati, chi vende morte finisca in galera e possibilmente non ci esca più. Sempre sul fronte del rispetto delle regole, la polizia locale con l'ULS 2 ha sospeso l'attività di un locale completamente abusivo appena fuori mura, gestito da un bengalese. All'interno del locale, un tempo adibito a salone di parrucchiere, era presente un vero e proprio mini market con scaffali, frigoriferi, bilancia e registratore di cassa, in esposizione prodotti freschi e confezionati, tra cui carne, pesce, frutta, verdura, bevande. Niente di tutto ciò era autorizzato né sotto il profilo amministrativo né, peggio ancora, sanitario. In particolare questo qualcosa di strano era un'evidenza palese dettata dal fatto che all'esterno c'è un'insegna di parrucchiere, mentre all'interno, e si vedeva fin dalle vetrine, c'erano dei generi alimentari in vendita. Quindi questo, delle due l'una, si potrà eventualmente anche regolarizzare la situazione, ma per il momento deve rimanere chiuso. Una lettera diretta al ministro Nordio. Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, chiede nuovamente un incontro per avanzare la richiesta dell'inasprimento delle pene. La gente di noi vede forze dell'ordine che girano a manetta, ok? E non possono fare nulla purtroppo, perché hanno veramente le mani legate. Delinquenti che fanno ciò che vogliono dalla mattina alla sera, chi gira con i coltelli, chi gira con le spranghe, chi gira con le armi, fanno quello che vogliono, il giorno dopo sono già liberi. Vengono a casa, ci derubano, o comunque non ci derubano, ma tentano di derubarci facendoci migliaia di euro di danni,
ma non succede nulla. Uno sfogo sui social nella pagina Furti in corso che ormai ha raggiunto gli oltre 20.000 iscritti, ma anche una PEC diretta ancora una volta al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il presidente dell'associazione torna a chiedere un incontro con il governo per avanzare una precisa istanza, quella di promuovere la modifica delle leggi attuali. Io glielo rinnovo, oggi gli manderò di nuovo la mail che sono disponibile a fare 4 minuti, 5 minuti davanti alle telecamere di Antena 3 e chiedigli semplicemente 2 cose. Lo Stato deve garantire la sicurezza pubblica e in questo momento oggettivamente per le leggi che ci sono non ce la fa. Allora o modifichiamo le leggi e le creiamo in maniera che non sono interpretabili e ci vuole veramente poca cosa. Certezza della pena per reati come i furti in abitazione e attività commerciali. Questa è la richiesta per invertire così la tendenza in atto a una sostanziale depenalizzazione, ma non solo. Noi facciamo tanto, ci fa schifo in giro per il mondo dove ci sono gli metal detector all'interno degli istituti perché non c'è sicurezza eccetera, ma tutte queste cose qua, zone rosse e via, è perché non si è in questo momento capaci di bloccare la criminalità. Con la certezza della pena che noi come Furti in corso chiediamo veramente da anni. Uniamoci tutti insieme a chiedere al governo ad oggi, che è la maggior parte dei sindaci che parlano, fa parte di questo governo come fazione politica, cosa vogliono veramente fare da grandi, perché ad oggi così non è più tollerabile. Quindi io chiedo ufficialmente di nuovo un incontro. E continuiamo con la cronaca, indagini in corso per ricostruire l'aggressione shock ad una troupe di Striscia la Notizia che stava raccontando un'occupazione abusiva in una casa maserata. Gli autori sono dei sinti soggetti a sfratto, ferma la condanna del sindaco e di parte del mondo politico locale. Quello che è accaduto a Maserata sul Piave è intollerabile. L'ennesima occupazione abusiva di una casa, una troupe aggredita, una giornalista pestata e minacciata di morte, di fronte a carabinieri inermi. Sintetizza così il leghista Giuseppe Paolin le scene che hanno fatto il Giro d'Italia con una troupe di Striscia la Notizia aggredita da una famiglia di origini sinti che da tempo occupa abusivamente un immobile a Maserata sul Piave. Pugni e strattonamenti, tirate di capelli e urla, cui sono seguite una sassaiola e le minacce con un'ascia, una reazione violenta e vigliacca alle parole usate dalla redazione della popolare trasmissione di Canale 5, sicuramente un'autentica odissea per la proprietaria attualmente residente all'estero. La signora Anna Maria, con una sentenza a suo favore, ha fatto ben 11 tentativi di liberare la sua casa, 11 fallimenti della giustizia. Ora, con il decreto della sicurezza, grazie alla Lega, entrato in vigore da poco, che riprende la mia proposta di legge, non ci sono più scuse. La casa della signora va liberata immediatamente. Sull'aggressione stanno indagando i carabinieri, avvisata la Procura della Repubblica, ferma la condanna del sindaco Lamberto Marini, che al momento preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma la tempesta, anche politica, è servita. La maggioranza degli italiani è stufa di questa situazione, è stufa del buonismo e della tolleranza. Ora serve più potere alle forze dell'ordine, serve sicurezza e soprattutto serve dare tranquillità alle persone che non vogliono più vedere scene di questo tipo. Ha convinto una tredicenne a seguirlo nello scantinato di una casa, poi l'avrebbe immobilizzata e palpeggiata. 24enne a processo, è accaduto in un comune dell'Asolano. Di lui la giovane, che allora aveva 13 anni, si fidava perché le famiglie si conoscevano da tempo. Non solo, ma il suo aggressore, che al tempo dei fatti aveva 24 anni, è il fratello della madrina della stessa minorenne. La violenza è avvenuta nel marzo del 2022. Le due famiglie erano andate a vedere la nuova casa dove avrebbero dovuto andare ad abitare la giovane vittima assieme ai genitori. Qui il ragazzo avrebbe convinto la tredicenne a scendere nello scantinato e dopo averla immobilizzata l'avrebbe toccata ripetutamente e baciata. Una volta tornata dai genitori sotto shock, la tredicenne ha raccontato tutto. Immediata la denuncia e l'accusa di violenza sessuale. Si è aperto il processo a suo carico. Il legale dell'imputato, che presenterebbe una forma di ritardo mentale, ha chiesto e ottenuto che al suo assistito venga effettuata una perizia psichiatrica che ne determini la capacità di intendere e volere al momento di compiere la violenza. Ed ora ci fermiamo per un istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, Giro del mondo in camper, la storia di Camilla e Francesco che in Nuova Zelanda avevano conosciuto Alex Marangon, il loro ricordo, una persona come poche. Lui era parcheggiato dietro di noi con un mezzo locale, quindi targa neozelandese, noi non potevamo sapere che lui fosse un ragazzo italiano. Non c'era nessuno. Non c'era nessuno. E lui è uscito col suo sorriso dicendoci: ma avete trovato un buco in Italia e siete sbucati qua col vostro camper? Era proprio lui, Alex Marangon, con i suoi nemmeno 25 anni a chiedere a Camilla e Francesco se davvero in quell'isola, lontano da tutto, fossero italiani. Una conoscenza che è diventata amicizia, la promessa di rivedersi una volta tornati a casa. E da lì abbiamo passato quasi una settimana, giorno e notte insieme. In quel posto, sì. Da soli completamente. Sì, e lui ci ha introdotto anche la meditazione. Poi ci siamo da lì spostati insieme in Nuova Zelanda e poi da lì a un mese noi siamo ritornati, dove avremmo dovuto vederci per il mio compleanno, e poi è successo appunto quello che è successo, certo. E purtroppo è appunto un tasto che in realtà sarà sempre dolente, perché lui era una persona davvero meravigliosa. Stupenda, e abbiamo passato dei momenti veramente puri, veri, ed è veramente raro trovare persone così. Il ricordo commosso del sorriso di Alex nelle parole dei ragazzi che per un gioco del destino l'hanno incontrato in Nuova Zelanda durante il loro giro del mondo in camper. Partiti da Treviso, lei fisioterapista e lui rieducatore motorio, si sono reinventati attraversando i continenti alla scoperta della natura. Siamo partiti nel 2022 e abbiamo fatto un'esperienza partendo praticamente verso ovest e rientrando verso est, una sorta di giro del mondo. Sì. E siamo partiti dagli Stati Uniti, abbiamo fatto il Working Holiday in Canada, che è un visto di lavoro viaggio, ci siamo poi spostati in Centro America, poi in Nuova Zelanda e poi in Australia. Pensavamo che la cosa più difficile fosse lasciare tutto per partire, invece forse ci stiamo rendendo conto che la cosa più difficile è proprio tornare come persone diverse in un posto dove tu sei sempre la stessa persona. Ed ora torniamo a Padova, dove un uomo, lo ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura, sta minacciando di lanciarsi da una gru. Per noi la nostra Valentina Visentin che si trova sul posto. Valentina, buonasera ancora. Sei in diretta? Sì, buonasera. Niente, nulla è cambiato, abbiamo visto solo piccoli movimenti dei negoziatori che hanno cercato di avvicinare maggiormente l'uomo, ma ancora non si è spostato dalla sua posizione, rimane lì seduto, sospeso nel vuoto, e quindi però la situazione è questa. Grazie davvero Valentina, noi siamo ovviamente qui per qualsiasi notizia, ti cediamo nuovamente la linea e andiamo avanti. Zaia ministro e il Veneto a Fratelli d'Italia, nessuno scambio di favori e prigionieri, taglia corto il governatore. Intanto da Verona Salvini ribadisce: squadra che vince non si cambia, e nel centro-sinistra spunta il nome di Giovanni Manildo. È inaccettabile pensare, immaginare o che si diffonda l'idea che sia uno scambio di prigionieri, perché c'è una prerogativa, io non sono ricandidabile. Nessuno scambio di favori o di prigionieri, queste le espressioni di giornata usate alternativamente da Luca Zaia per dire che il suo futuro politico, compreso un posto da ministro, è scollegato dalla partita sulla presidenza del Veneto. Insomma, non vi sarebbe nessuna correlazione tra un destino romano per il presidente uscente e un candidato governatore meloniano per il centrodestra. I toni sono quanto mai perentori. La vicenda della scelta del presidente di regione è una scelta della politica che nulla ha a che vedere con quello che farò io in futuro, punto. Lo stesso Zaia sa di avere gli occhi del mondo politico, non solo locale, addosso, sguardi non certo disinteressati. Vedo che tanti si occupano del mio futuro, non ho ben capito se mi vogliono bene o se sono preoccupati, e quindi lo capirò strada facendo. Presto, annuncia Zaia, sarà comunicata la data delle elezioni, la finestra va dal 21 settembre al 23 novembre, nel frattempo dovrebbe essere risolto anche il nodo di divieto di terzo mandato per gli assessori. Quasi in contemporanea da Verona, dove si trova per un convegno, Matteo Salvini
Salvini conferma che squadra che vince non si cambia, aggiungendo che il Veneto vota insieme a Marche, Campania, Puglia e Toscana e che quindi tutti i partiti della coalizione potranno esprimere le loro potenzialità. Parole che lasciano aperti vari scenari, così come nel centrosinistra, dove continua il totonomi, da ultimo l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, rappresentante del Partito Democratico, ma dal profilo civico, che nel 2013 vinse contro un simbolo della Lega come Giancarlo Gentilini. Per tutti il tempo delle scelte sembra ancora lontano. I 90 anni di Luciano Benetton, simbolo dell'imprenditoria trevigiana e del Made in Italy, una storia straordinaria fatta anche di cadute, tutt'altro che retorici. Gli auguri del sindaco di Ponzano, lui è un pezzo della nostra storia, ma riapra Villa Minelli. Bisogna essere all'altezza dei tempi, diciamo, se gli altri volano alto, anche noi. In questa frase forse c'è il senso di un'intera esistenza umana e professionale. Così Luciano Benetton commentava nel 2018 il restauro della chiesa di Sant'Eunisto a Treviso, opera sostenuta con convinzione come tante altre sul territorio, quel territorio che gli ha consentito di crescere, innovare, fare la storia del Made in Italy, con i suoi maglioni colorati, con un brand riconoscibile e riconosciuto, da lì un impero che si era esteso anche alle autostrade e alla Formula 1. E così nel giorno del suo 90° compleanno tanti sono i messaggi di auguri, con destinatario il visionario imprenditore di Ponzano Veneto, patriarca di una famiglia che ha attraversato i decenni anche tra crisi profonde e capitoli dolorosissimi come il crollo del Ponte Morandi. Forse il momento più duro era l'agosto del 2018, nulla è stato più come prima. Solo un anno fa il patron aveva liquidato via stampa l'amministratore delegato voluto qualche anno prima, aprendo per Benetton una profonda fase di ristrutturazione con l'obiettivo di pareggiare i conti nel 2026. La cartolina più fedele arriva da Villa Minelli, per anni il quartier generale del gruppo. Da qui parte il sindaco Antonello Baseggio per i suoi personali auguri, tutt'altro che retorici. In questi giorni uno che passa davanti a Villa Minelli la vede chiusa, vede tra l'altro anche l'incuria nei prati ed è un colpo al cuore. Insomma, io credo che una comunità non meriti questo. Immagino che a breve ripartino almeno le manutenzioni, ma ci auguriamo anche che gli infissi ritornino ad essere aperti. Lo aiutiamo a spegnere le 90 candeline, che non sono poche, nell'attesa naturalmente che ci siano tante altre da spegnere, e così magari insieme ricostruiamo una comunità attorno a una villa e una sede che è diventata importante in tutto il mondo, perché quando si nomina Benetton si nomina Ponzano ed è giusto che si continui così. Gonfalone del comune di Quinto di Treviso, listato a lutto oggi pomeriggio per i funerali dell'ex sindaco Luigi Favaro, primo cittadino per 15 anni dal 1975 al 1990, figura stimata e rispettata. Luigi Favaro, insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica, ha guidato l'amministrazione locale in un periodo significativo della storia recente dell'ente, con uno stile sobrio e attento al bene comune. Il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella crescita della comunità quintina e nel ricordo di chi ha avuto l'onore di lavorare al suo fianco. Luigi Favaro è ricordato per il suo fondamentale contributo nella realizzazione di numerose opere che hanno segnato e sono tuttora fondamentali per il territorio comunale, quali a titolo esemplificativo la costruzione delle nuove scuole medie, della palestra, gli impianti sportivi, oltre che la biblioteca, il depuratore comunale, il distretto sanitario e molto altro. Alla residenza Zalivani la vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef Anna Zhang, per lei un pomeriggio di sfide, giochi con le anziane, e per me un onore, ha detto, loro sono la nostra memoria. Cipolla e cioccolato? Buonissimo. A meno che non facciamo un bis di gnocchi. Patate, cipolla, sale, farina e cioccolato. La sfida: provare a inventare una ricetta con gli ingredienti segreti contenuti dentro il box, e il severissimo giudizio di Anna, Regina e Mary a giudicare le scelte di Anna Zhang, vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef e in visita alla residenza Zalivani di Treviso. Per me gli anziani sono proprio fonte di sapienza e hanno bisogno di essere
ascoltati e protetti in un certo senso, e siamo fortunati ad averli. Spero di riuscire a accumulare qualche ricordino qua e là loro, perché sono veramente interessata alle loro storie, e poi magari anche a dire qualcosa di mio, ma sono qui per ascoltare. D'altronde le radici sono sicuramente la fonte inesauribile da cui partiamo. Le abbiamo proposto di venire un pomeriggio assieme alle nostre residenti, che è lo scopo principale, dare alle nostre signore un momento in cui relazionarsi, approcciarsi con un personaggio famoso, ma soprattutto una persona sul tema della cucina, che è un tema molto sentito fra le nostre anziane. Lo scambio intergenerazionale è uno degli obiettivi che noi ci poniamo quotidianamente con le residenti, perché è sempre, come dire, un risultato positivo sia per i giovani che per le signore. Anna ha dimostrato invece che la vita si gioca anche sulla relazione personale e diretta. È una cosa bella e spero che venga preso come esempio. Piana del Consiglio off limits per le riprese di un colossal hollywoodiano, a scegliere la location Ridley Scott in persona. Già a Farra, come negli altri accessi al Consiglio, cartelli strada chiusa dalle 8 del mattino alle 8 di sera fino alle 16 per riprese cinematografiche. Ridley Scott, per raccontare la storia del suo sopravvissuto in un hangar con un cane, ha scelto il Consiglio. Io abito, sono nato e il Consiglio io lo amo. E quindi che ci sia Ridley Scott va bene? Se va bene, che facciano il film, che facciano tutto. Il film di Ridley Scott dovrebbe chiamarsi The Dog Stars. Avrà come protagonisti dei cani da pastore belga malinois addestrati a Roma e ha un budget di $100 milioni. Quasi 500 le persone che si muovono con la produzione, che dopo essere stata sul lago di Bordano in Friuli Venezia Giulia, ora è in Consiglio e dopo andrà a Ovindoli in Abruzzo e poi a Cinecittà a Roma. Intanto c'è chi si gode le centinaia di pernottamenti e chi pensa già ai possibili benefici futuri. Benissimo per noi, perché abbiamo l'albergo pieno. Non credo che sia un problema in questo periodo. Per me va bene, anche per i paesani qui. Perché va bene? È perché almeno si fa qualcosa anche qui in alta montagna, no? Può andare bene se serve per attirare poi gente, sì, e curiosità insomma da parte delle persone. Secondo lei? Vedremo se tirerà fuori un altro dei suoi capolavori, speriamo. Penso sia una bella attrazione prossimamente per il nostro lago e l'Alpago. Ovviamente non tutti sono contenti. C'è chi sottolinea i disagi e chi non capisce come muoversi. Crea un po' di problemi anche per il turismo, che deve farsi la passeggiata e trovano chiuso e tornano indietro. Non posso passare. C'è un disagio, dà fastidio? È scomodo. Sono artista di auto, soprattutto di turisti, e li devo venire a prendere qua, mi sembra. Sono venuto a vedere dove è il posto dove li devo ritirare. Però oltre qua non può andare. Ma proprio di qua non si può passare. E se sono nel ristorante giù, devo venire a piedi? Intanto la piana del Consiglio rimane off limits fino a venerdì. Qualcuno cerca di bypassare i posti di blocco, qualcuno è riuscito a rubare qualche scatto. La produzione, che già da 2 mesi lavorava per preparare ogni cosa, invece smentisce alcune notizie apparse sui giornali che parlano di scene di incidenti aerei ed altro. Il riservo rimane strettissimo, perfino su quando il colossal dell'87enne regista di Alien, Blade Runner e Il Gladiatore dovrebbe arrivare nelle sale, anche se il 2027 sembra essere l'ipotesi più credibile. E continuiamo con la nostra pagina da Belluno. Si chiama Montagna Consapevole, il nuovo progetto di Fondazione DMO realizzato con il supporto di Provincia di Belluno, Agrav, CAI Veneto, Fondazione Dolomiti, UNESCO, Guide Alpine e Soccorso Alpino e ULS Dolomiti. L'iniziativa, nata per promuovere una frequentazione della montagna più attenta, informata e rispettosa, si concretizza in un racconto digitale integrato nel portale di destinazione, uno spazio ricco di contenuti e consigli per muoversi in ambiente alpino con consapevolezza. Il progetto è rivolto a residenti, turisti ed escursionisti.
A Palazzo Rosso si sarebbe chiuso il giro di consultazioni prodromiche e a un rimpasto di giunta e alla ridistribuzione delle deleghe leitmotiv di un lungo periodo contrassegnato da un clima di tensione in maggioranza. Sul punto però il sindaco si è dato la consegna del silenzio. Io non ho mai dichiarato nulla sul giornale, solo alcune voci, quindi io non voglio correre dietro a queste voci, dico su questo non ti rispondo. No comment come mantra, forse per far decantare la tensione che c'è, esiste e che si è palesata con veemenza durante l'ultimo Consiglio Comunale. Lo chiamerei via FR come se fosse un codice fiscale, il secondo via RF che sarebbe il ritorno. La richiesta di Francesco Lagrua, capogruppo di Forza Italia, condivisa dal Patto e dal gruppo misto, di provvedere al rimpasto di giunta operativo sin dal prossimo Consiglio Comunale. Sulla graticola l'assessore Franco Roccon, nei confronti del quale da tempi non sospetti mal di pancia in maggioranza sarebbero insistenti. A fargli compagnia la collega Simonetta Buttignon, che lunedì si è confrontata con il sindaco De Pellegrin, ma sul tavolo non ci sarebbero state richieste. Non so niente, non mi ha detto niente, ci ha riferito Buttignon, impegnata a definire la questione Terna a Venezia. Una cosa sembra certa: lunedì scorso il sindaco ha incontrato vis-à-vis i 3 capigruppo di Belluno al centro, Fratelli d'Italia e Lega. Martedì è toccato a Massimo Garzotto, gruppo misto, e sabato scorso al Patto per Belluno. Forza Italia ha declinato, contrariato dal modus operandi. Gli incontri devono essere collegiali per compattare la maggioranza, non per dividerla, ci ha detto il consigliere Lagrua, sostenuto nella sua azione dal coordinatore regionale degli Azzurri Flavio Tosi. Insomma, serve un cambio di passo urgente per il bene dell'azione amministrativa. Entro la settimana è probabile che il sindaco abbia in mano gli strumenti necessari per comunicare la sua decisione. Dagli incontri separati sarebbero emerse opzioni diverse, dal cambio fino a 3 assessori a una meno dolorosa ridistribuzione delle deleghe. Le pressioni non mancano, i 5 voti traballanti pure. Domenica prossima il Salotto Buono di Belluno diventerà un giardino en plein air a cielo aperto. Dalle 9 alle 18 di scena la prima edizione della Festa di Primavera, iniziativa del Consorzio Belluno Centro Storico con la collaborazione del Comune. Sarà una domenica all'insegna dei colori e dei profumi della natura, grazie alla presenza di una quarantina di espositori tra vivai, hobbisti e vivaisti. Nel corso della giornata anche la premiazione del concorso Balconi Fioriti. Ed era questa la nostra ultima notizia. Ora la sigla per le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.